Quarta corsa, un invito sul miglio di pregevole fattura. 8 al via sono Venanzo Jet, Ulisse Mar, Sharon Gar, Stargriff Italia, Virtuale, Virginia Griff in prima fila, Ursus Caf, Demus Racing in seconda. Favori in chiusura per Virginia Griff, numero 6 Alessandro Gocciadoro. Alternative principali sono Virtuale e Demos Racing. Poi Stargriff Italia. Vediamo le fasi di lancio con dall'esterno Virginia Griff che prova la partenza contro Stargriff Italia che si oppone. Stargriff in vantaggio, scivola la corda davanti a Venanzo Jet, mentre rimane all'esterno Virginia Griff e cerca di parcheggiare in terza posizione, operazione che riesce dopo meno di 200 metri completati in 13,6 dalla testa. Stargriff Italia in vantaggio davanti a Venanzo Jet. La terza posizione per Virginia Griff, poi gli altri a seguire, andatura che si mantiene sollecita al completamento del quarto in 28,6, 15 di parziale. Ora all'esterno c'è Virtuale che è a lato di Virginia Griff, vorrebbe forse stanarla, ma Virginia rimane lì in posizione d'attesa e Virtuale all'esterno si trascina Ursus Caf. Intanto i 600 in 44,4, decelerazione abbastanza decisa da parte di Marco Stefani con Stargriff Italia che conduce al passaggio davanti alle tribune. All'esterno ora Virtuale cerca di avvicinare i primi trascinandosi Ursus Caf e Demos Racing. 59,1 per gli 800 metri con un 14,7 davanti alle tribune e il chilometro se ne va così nell'ordine dell'1:13,4. Ha cominciato ad accelerare ora Stargriff Italia per non farsi venire addosso Virtuale e Demos Racing, mentre lungo la corda rimane Venanzo Jet a 400 dalla conclusione. Il parziale ancora veloce in 14. Virtuale ora attacca con estrema decisione, a contatto c'è Sharangar, mentre in terza posizione lungo la corda sempre Virginia Griff. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo dopo un 14,3 nuovamente ripetuto. Si difende ora Stargriff Italia contro Virtuale che ci prova di nuovo. Virtuale insiste nelle battute conclusive, scatta anche Virginia Griff, ma è Virtuale che sul palo emerge nei confronti di Virginia Griff che finisce comunque bene all'esterno, mentre per il terzo sono in linea Stargriff e Sharon Gunn. Andiamo a rivedere 1:12,2 intanto il ragguaglio conclusivo, tanto per gradire un altro eccellente ragguaglio chilometrico. Andiamo a rivedere le fasi conclusive con Virtuale che di forza passa su Stargriff Italia, mentre Virginia Griff non può che essere seconda, mentre Stargriff controlla il finale interno di precisione di Sharon Gar. Poi più indietro gli altri, 1:56 sul mio cronometro e 1:12,2 ufficiale. Questo è il ragguaglio conclusivo. Si viaggia veramente forte oggi all'Alcoveggio. Andiamo a rivedere nuovamente le fasi conclusive. La vittoria per Virtuale Antonio Di Nardo. Il training di Gennaro Casillo, la quota di 4,47 al totalizzatore.